Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, siamo su GP4, stagione 99, Schumi in pole position, ennesima pole di quest'anno di Michael Schumacher, per noi solo un secondo posto, insomma in realtà non è solo, ma una gran posizione, soprattutto perché qualificazioni sotto il diluvio qui in Canada. Poi abbiamo Hakin, Lesy, Irvine, Zanardi, poi via tutti gli altri con un Damon Hill scandalosamente indietro. Vediamo se piove anche in gara, per fortuna no. Vai raga. Tensione a stelle. Okay, you're doing really well so far. Try to keep up this level of performance for the rest of the season. Good luck, and more importantly, have fun out there. Go, 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 go. Sembra una buona partenza di Heinz. Ma la sfida quest'anno sembra veramente tra tanti piloti, con Schumi, Frenzen in testa in questo momento. Dobbiamo stare attenti a non far danni. Fantastic, perfect start to the year, well done. Well done, blau job. Qua non possiamo superare, raga. Peccato veramente a Catalogna per un bug, per un problema ai box. Perde un podium meritatissimo. No, lungo per non centrare Schumi. Ah, perdo addirittura 2 posizioni, 3 posizioni perse. Attenzione, attenzione! Mamma mia, bloccaggio di Schumi e di Hakkinen. Mamma mia. Ma cosa è successo? Se le stanno già dando tutti di santa ragione, raga. Non devono scappare via, però Schumi e Mika. La curva dei campioni, la curva una delle più pericolose. Quanti incidenti quella curva. Fastest di Mika, fastest di Michele. Purtroppo Demon Hill non farà punti per noi, ho paura. È proprio una minchia Demon Hill. 13esimo demonio. Non te lo ricordiamo che è una gara favorevole per noi. Mamma mia. Sarà una gara veramente difficile. Però il passo c'è, ragazzi. Il passo c'è. Qua attenti, perché veramente abbiamo rischiato il ritiro di spaccare anche Michael o Michael. Vai. Stavolta nessun bloccaggio. Però sembrano avere qualcosa in più il ferrarista e il pilota della McLaren. Infatti sto perdendo qualcosa. 14 laps. Attenzione a come se le danno. Come se le danno. Attenzione ancora. Frenata al limite di Hakkinen. Ragazzi, Hakkinen sta veramente correndo tanto. Anche molti rischi. Siamo solo i primi giri. Ancora fastest di Mika. Mika supera Schumacher. In difficoltà il tedesco. Hakkinen ha più passo. Hakkinen ha il passo migliore in questo momento. E però qua Frenzen super attenzione. Schumi ancora lungo. Mamma mia, Schumacher lungo. Schumacher lungo. Stavolta non c'entro. Michael lungo. Gran sorpasso. Schumacher addirittura in testa coda. Ma stavolta non c'entro. Ha fatto tutto Michael. Adesso abbiamo Eddie Irvine. Molto vicino a Eddie. Ma stavolta non ci sono colpe per Frenzen. Ha fatto tutto Schumacher, è andato lungo e dopo in testa coda. Cazzi di Michael. Hakkinen però veramente ha un ritmo da fenomeno, Ritmo indiavolato per Michele. Ok, Hakkinen ha già 2 secondi e 7. E sta macinando giri record su giri record. Attenzione Irvine. Che supera in maniera perfetta Frenzen purtroppo.
Ferrari e McLaren sembrano di un altro passo. Schumacher ultimo addirittura. Errore imperdonabile per un campione come lui. Campione del mondo in carica, perché poi parliamo delle stagioni comediane. Mamma mia, David Coulthard. Sembra dito Schumacher ai box addirittura. Schumacher ai box. Una macchina competitiva, ma non sembra per stare davanti a Ferrari e McLaren. La cosa purtroppo sembra abbastanza ufficiale. Ferrari e McLaren hanno un altro passo in questo momento. A noi può andare bene anche una terza piazza. E la velocità di Fisichella è molto superiore. Ok, l'importante è non perdere anche da Zonta, perché se no fastest di Eddie Irvine. Ma l'errore di Schumacher è veramente incredibile. Irvine se ne sta andando, non c'è niente da fare. McLaren e Ferrari di un altro pianeta. Qua se non vado lungo non sono io. Zanardi quarto, che bello vedere Alex Zanardi al quarto posto. C'è tensione, Beppe. Commento poco perché sono iper concentrato. Sì, ma sto perdendo tanto del Vine, però almeno guadagno su Zanardi. Più di così ho paura di non riuscire ad andare oggi. D'altronde McLaren e Ferrari sono iper favorite, cioè ci sta. Qua ho perso molto da Alex, eh? Qua ho riguadagnato qualcosa, vado un po'... Un tira e molla con Alex, ancora. Questa curva non riesco a interpretarla, c'è niente da fare. Mica Hakkinen, ragazzi, ha già finito la gara Hakkinen, zio Ken. Ma mi sto perdendo da Alex molto adesso, eh. Benvenuti in Quebec. La curva dei campioni. Il muro dei campioni. Mamma mia, Zanardi a 1,8. Ci dobbiamo svegliare, raga. La prossima Magny-Cours, altra gara sulla carta no, iper, ma molto favorevole. Ancora. Niente, niente, lunga tutte, lunga tutte. Questa curva mi sta dando seri problemi. Sembra questo il limite della Jordan in questo momento. Mamma mia, 1,3 Zanardi.
Sto sbagliando tanto, però sto guidando bene oggi. Quindi andiamo lunghi anche qua. Male, male, male. Non vedo neanche più le Ferrari. E vedo Zanardi dietro purtroppo. Yellow flag, yellow flag. Genè, motore in fiamme, Mark Genè fuori. Mamma mia. Oh, finalmente. Mamma mia, Zanardi e Fisichella sono vicinissimi adesso. Non ho grandi prestazioni, proprio siamo calati tantissimo. Una Jordan che deve fare i miracoli se vuole arrivare terza oggi, eh. Servono miracoli importanti. Irvine e Hakkinen invece di un'altra categoria proprio. Ma ci sta. Vincere con la Jordan il mondiale sarebbe un sogno. Molto bene. Mamma mia, sta curva, oh, non riesco a prenderla giusta. Un giro su 10 l'ho fatta giusta. L'importante è star terzi, sarebbe già un gran risultato. Se magari Irvine o Hakkinen si ritirano, meglio ovviamente. Tre decimi, attenzione. Adesso però siamo a un secondo. Bene, bene, dai, abbiamo recuperato. Dai, certo che vedere i primi così davanti un po' mi scoraggia, eh? Lungo. Manca ancora parecchio, eh. Pochi ritiri anche oggi, mondiale per il momento più regolare rispetto al 98. Ok. Dai, 1 e 3 per fortuna. Se non facciamo errori, il terzo posto è nostro. Però non possiamo permetterci né testa a coda né niente.
Oh, finalmente, due volte questa curva fatta bene consecutivamente. Perfetto, godo. Godo, godo, godo. In testa alla corsa, Mika Häkkinen. Al secondo posto, Eddie Irvine. Franz Nkume è terzo. Alessandro Zanardi è in quarta posizione. Il nostro giro ha fatto un gran giro, qua, eh. Abbiamo rifilato 3 secondi ad Alex. In un giro. Un giro perfetto di Alex. Cioè di Kume. Sono dafferi. 3 laps remaining. No! Mamma mia. Dobbiamo tenere duro, Beppe. Detto che i primi due veramente ci hanno massacrato, eh. No, no, ti prego, no, no, no. Ok. Forse il mio ritmo era migliore in condizioni di pioggia. Vabbè. Tanto Fisichella è quarto, supera Zanardi. Mi dispiace. Beh, voglio il ritiro di Mika Häkkinen ed Eddie Irvine adesso. Questo da segnalare un errore clamoroso di Michael Schumacher. Two laps remaining. Un giro perfetto che lo porta dritto in pole position. Andrea De Adamic, ragazzi. Fisichella sta recuperando qualcosina. Mamma mia, 13 da Irvine, quindi saranno, non so, 20 da Häkkinen. No! Non ci credo. Non ci credo, perdo il podio. Non ci credo, ho perso il podio. Errori. Beh, capite cos'è sto gioco? Ecco. Ho perso il traction control. Scusate un attimo. Incredibile, ragazzi, i problemi non so cosa sia, ma non capisco neanche può rompersi il traction control, cioè, boh. Ma la macchina veramente è ingovernabile. Niente, non riesco più a tenerla, non riesco più a tenerla, è incredibile, incredibile. Perdo anche la posizione su Coulthard, quinto. Da terzo a quinto agli ultimi giri. Problemi incredibili. Problemi tecnici secondo me, perché veramente la macchina non mi risponde più. Quinto posto, ma tanta amarezza purtroppo. Raga, qualificazione stranissima. Villeneuve, Demonil in prima fila. Torna Villeneuve e Grande Bar in prima fila. Noi disastrosi ultimi. Tutto quello che potevamo sbagliare lo abbiamo sbagliato. Cioè, pazzesco, ragazzi. Una classifica veramente cortissima. Sarà dura, Beppe. Sarà molto dura. Raga, leggera pioggia, ma Okay, you're doing really well so far. Try to keep up this level of performance for the rest of the season. Good luck, and more importantly, have fun out there. Devo fare una rimonta furiosa, sarà durissima, raga, ve lo dico già. Attenzione subito. Piccolo contatto. Non mi aspettavo così male in una gara dove in realtà
Potevo fare tanti punti, solo che è veramente una classifica stranissima con Villeneuve, che dopo la grande stagione dell'anno scorso col Cume si è preso una bella Fantastic, pole. perfect start to the year, well done. Well done, well done. Cosa fa? No, no, lungo, lungo. Mamma mia, non so come, ho fatto il miracolo, ma beh, non mi sembra che non sia un po' umido però, eh? È da capire qua. Questa è la curva che odio. Dai Beppe. Grandissima rimonta in questo primo giro. Però la macchina la sento un po' meno bene rispetto all'inizio stagione. Secondo me lo sviluppo non ci sta portando cose favorevolissime. Bravo, però qua Cume. Siamo già ottavi con Schumi, che comunque in difficoltà. Attenzione, Villeneuve con la bar Supertech sta dominando la scena. Qua però si scivola, raga. Dai che dobbiamo fare punti, dai che possiamo fare punti. Vogliamo il rimontone. Cioè, questa curva qua è stato miracoloso, perché potevamo ammazzare chiunque e andare fuori, invece siamo riusciti a salvarci. Questa è la curva che odio di più in assoluto a Magny-Cours. Solo che i big fanno fatica, ragazzi, i big fanno fatica in questa gara. Qui siamo tutti vicinissimi. Qua però la Sauber sta rallentando, forse Fisichella e Michael. Ancora fastest di Jacques, fastest di Eddie Irvine. Grande Irvine. C'è bisogno di un po' di bagarre, cacchio. Noi vogliamo il bagarotto. Ah, chi ne è messo malissimo. Ma che cazzo di mondiale è? Cioè, qua uno va bene, uno va male, uno va bene, uno va male. Anche noi la sfortuna di non fare il podio, meritatissimo. Era meritatissimo in Canada. Problemi alla macchina, non so, lo sterzo, forse, che ne so. So solo che non era ingovernabile la macchina, ingovernabile. Macchina il nono. Sarebbe importantissimo fare qualche punto. 3 giri su 14. Ma vogliamo i colpi di scena, Beppe, li pretendiamo. Attenzione, mamma mia, pensavo un testa a coda, invece no. E anche Schumi supera Lesi. Dobbiamo superarlo anche noi però, ragazzi, Demonio il secondo, sarebbe importantissimo. Demonio secondo per la costruttori. A caccia di Jean. Piove però, boh. Speriamo bene qua. Bravissimo, qua è stato un grandissimo sorpasso. E siamo a ridosso della zona point. Anche Hakkinen supera subito Lesi. Solo che Hakkinen è vicinissimo a noi purtroppo. Sono quelli davanti che non mi capacito. Villeneuve, Hill. Tutta gente di solito dietro che sta dominando la gara per il momento. In questo mondiale anche un punto importante.
Hakkinen mi supera. Fastest di Schumi. Purtroppo McLaren e Ferrari sono troppo più veloci. Qua è tanta pioggia però. Dobbiamo veramente stare incollati e andare a prendere le altre macchine come farà Schumi e Hakkinen teoricamente. Ma siamo inferiori a McLaren e Ferrari, quindi il mondiale sarà quasi impossibile vincerlo. Tutto bello. Ho fatto anche 2 belle vittorie, ma... Dobbiamo arrivare terzi nel mondiale. Solo se arriviamo terzi possiamo permetterci una big. Questo è l'obiettivo anche con la Jordan. Dio. No, cosa fa? Ma cosa fa? Ma doveva fare il... Vabbè, ma non ho parole. Non ho parole. Non ho parole. Non ho parole, veramente. Doveva fare il burnout, invece mi è rimanata dritta. Diventa pesante anche. Pazzesco. Altra gara buttata. Tanto attenzione, vince il Vine alla fine. Con sta vittoria che sono tutti che prendono punti. Sarà durissima, io ve lo dico, raga. Sarà molto, molto dura. Andiamo a vedere la classifica. Ragazzi, vediamo la classifica. Oh, incredibile, cioè 33, 30, 27. Siamo ancora in obiettivo, però la vedo dura anche perché manca Schumi che, diciamo, ha fatto delle prestazioni un po' a vuoto. Da notare comunque la costruttori invece dove Ferrari e McLaren sono già un po' in fuga. La Jordan fa 30, almeno i 3 punti di Damon Hill servono a qualcosa. Invece per quanto riguarda le pole sta dominando la Ferrari con 6-1, 6-5 pole Schumi, una pole Irvine e una pole Hakkinen. Per adesso 7 gare, 2 vittorie, 2 pole, cioè 2 podi, 0 pole position e 2 ritiri. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!